Comincia con questo tempo inclemente un viaggio attraverso 3 conservatori musicali d'Italia, che sono il Tartini di Trieste, il Benedetto Marcello di Venezia e l'Arrigo Boito di Parma. È un percorso attraverso l'istituzione culturale e musicale, cercando di coglierne gli aspetti più diversi e, perché no, anche i meno noiosi. Speriamo che finisca con un tempo migliore.
quello che volevo chiedere a lei, dottore, è qualche ragguaglio su appunto la storia di questo conservatorio, visto che sono tutte istituzioni cariche di storia, anche troppo, spesso cadono a pezzi per questo. E volevo chiederle qualche notizia su questo. Ma Trieste è stata una città estremamente musicale. La musica era coltivata un tempo nell'Ottocento in tutte le famiglie. A Trieste ci sono state molte istituzioni musicali. Il nostro conservatorio, la nascita del nostro conservatorio si può far risalire al 1903, quindi il periodo in cui Trieste era ancora sotto l'impero austro-ungarico. Il nostro conservatorio, che si chiamava Liceo Musicale, è stato fondato da un italiano, un musicista, Filippo Manara, di Imola, che si è trasferito a Trieste quale critico del nostro giornale, Il Piccolo, che vive tuttora, e il quale ha fondato questo conservatorio valendosi anche dell'aiuto di mecenati. A tale proposito Trieste era una città di mecenati ben nota a quell'epoca. Adesso non si usa più in questa città. C'erano delle persone che sono riuscite ad acquistare uno Stradivario per donarlo al nostro primo violinista dell'orchestra, tante cose. In che anni accadeva Comunque questo? nel 1903 è stato fondato il Liceo Musicale Triestino. I ragazzi del conservatorio, dopo il corso inferiore, che dura per solito 4-5 anni, passa al corso superiore ed ecco che questi ragazzi si avvicinano alla musica da camera. Una disciplina molto difficile, richiede pazienza, lavoro di gruppo e naturalmente capacità. Nella prima parte si fa solamente che lo studio dell'intonazione per poter eseguire i vari autori. Senza una buona intonazione è impossibile eseguire qualsiasi tipo di musica. Noi abbiamo l'obbligo di insistere su questa disciplina perché poi dopo questi ragazzi affronteranno la professione nelle varie orchestre e noi dobbiamo dare alle orchestre i ragazzi preparatissimi a questa difficile arte. Naturalmente non tutti sanno la difficoltà e la fatica per formare un professore d'orchestra. Volevo chiedere al maestro Valdambrini, che ha questa duplice esperienza di musicista e di direttore del conservatorio, quindi anche, come si può dire, aggrovigliato in questioni di natura amministrativa, chiedere come si fa a conciliare, cosa vuol dire dirigere un conservatorio e soprattutto come fa un musicista a sobbarcarsi di un peso, di un tipo di cose che in genere non gli sono simpatiche. Ma le dirò, la prima volta che si riceve un incarico di direzione di conservatorio, siccome non è prevista nessuna particolare preparazione per quello che riguarda la burocrazia, si rimane assolutamente stupefatti. E ci si domanda, ma cosa saranno tutti questi marchingegni burocratici? Io finora mi sono difeso cercando di lavorare a grandissima velocità. Comunque, devo dire, è possibile, pur tuttavia continuando a comporre, continuando a occuparsi di cose musicali, e si finisce di avere anche, però, forse una volta tanto va detto, una visione globale di certi fatti musicali che precedentemente io insegnavo composizione, soltanto come insegnante magari non si avrebbe. La storia della musica presenta ancora oggi parecchi problemi, tuttavia non come una volta
come tu adesso hai rilevato, perché oggi gli studenti rifiutano il biografismo deteriore che si poteva ancora avere agli inizi del dopoguerra. È un antico retaggio questo di cui ancora siamo parzialmente schiavi. Tuttavia, rifiutato questo aspetto che io chiamo deteriore, quello del biografismo, rimane da costruire la materia, e la materia viene costruita avvicinandoci a quello che può essere una storia sociale della musica, ad esempio. In ogni caso mi trovo in una dimensione, diciamo, un po' strana, lontana dal binario dell'insegnante di composizione, diciamo, della disciplina proprio della composizione, nel senso che insegno pianoforte principale, e anche se credo di avere un illustre predecessore che è Béla Bartók, che evitava di insegnare composizione, insegnare pianoforte. Ecco, io penso che per me la cosa prima è dare una coscienza all'allievo di quello che è una pagina musicale, di quello che è un pensiero musicale. Sbocchi professionali ce ne sono diversi. Probabilmente oltre al diploma di composizione bisognerà vedere, diciamo, le qualità specifiche poi dell'allievo, cioè se i suoi interessi sono più di carattere musicologico o compositivo o diciamo di insegnamento o cose del genere. Quindi bisognerà forse, penso, prima di tutto ponderare le caratteristiche dell'allievo, perché il diploma in composizione in sé è una cultura, è l'acquisimento di una cultura diciamo che impone un traguardo scolastico nell'arco di 10 anni, che quindi potremmo chiamarlo un pezzo di carta. Il fine ultimo sarebbe quello di preparare gli allievi compositori o gli allievi direttori d'orchestra alla comprensione della partitura d'orchestra, cioè della pagina dove sono scritte tutte le parti degli strumenti dell'orchestra, saperla capire, saperla interpretare, saperla suonare se possibile, saperla dirigere forse anche. Ma è una materia nella quale si può insegnare qualunque cosa, perché è una specie di completamento, di preparazione, quello che manca, diciamo, che non manca, ma quello che l'insegnante di composizione non ha tempo, non ha modo di insegnare. Il solfeggio e la teoria, ma lasciamo stare la teoria, il solfeggio in caso particolare, quindi la scrittura di quello che uno sente, sia in scansione ritmica, sia in scansione ritmica con dei suoni. Credo che sia una delle maniere più logiche per entrare nella realtà. Nella realtà vuol dire non cercare di fare il discorso sbagliato, di pensare, e questo vale per il compositore che molte volte di teoria di solfeggio ne sa molto poco, di pensare di sviscerare qualche cosa da dentro che lui ha e viceversa, invece di avvicinarsi alla realtà. Lideristica ci vuole molta sensibilità, elasticità nella voce, morbidezza, che si dovrebbe anche avere nella lirica, ma si può anche evitare, ma nella lideristica non si può.
Per molti anni sono stato l'unico allievo di flauto della regione, adesso solo a Trieste ci sono addirittura 5 classi di flauto. Questo comporta anche, si spera, una grande moltitudine di flautisti per i prossimi anni. E a proposito del flauto e della diffusione del flauto e quindi anche di molti allievi che studiano, direi che il flauto è uno degli strumenti che ancora può dare possibilità di sbocco, infatti è impiegato non soltanto nella musica classica, in orchestra, musica da camera, ma anche molto in musica leggera, il jazz, e soprattutto molti compositori contemporanei hanno scritto musica per flauto dedicandola spesso anche ad esecutori eccellenti. Ancora una volta e poi andiamo avanti. Anche per me è stato un caso il pianoforte, in quanto sarebbe andato bene qualsiasi altro strumento, perché a me interessava la musica, sono nata in una famiglia di musicisti, quindi era più la musica che non lo strumento. È stato il pianoforte in quanto padre pianista, madre pianista e figlia pianista. Se fosse stato il violoncello sarebbe stata la stessa cosa. Direi che le mie allieve facessero musica da camera. Peraltro questo non è possibile perché molte di loro frequentano la scuola, quindi hanno orari estremamente compressi, tantissimo da studiare, il tempo che possono dedicare allo studio dello strumento e quindi anche al frequentare il conservatorio è necessariamente limitato. Per cui molte volte, anche se avrebbero le possibilità musicali di affrontare anche la musica da camera, non hanno il tempo per farlo e si limitano a studiare il loro strumento e a fare quelle che sono le materie complementari d'obbligo in uno studio in conservatorio. Pira, para, pira, 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 para, pira, pira, tira, tira. La classe di musica da camera ha una funzione duplice per un musicista, per uno studente di conservatorio. Innanzitutto è una delle pochissime classi collettive del conservatorio, perché forse non tutti sanno o non sapranno che le lezioni al conservatorio sono singole. C'è un insegnante e c'è un allievo e basta, non c'è nessun altro in classe. E questo, infatti, molte riforme fatte da ministri o da studiosi spesso incappano in questo clamoroso errore di non sapere queste lezioni singole, quindi magari stabiliscono che alla mattina alle 8 tutti i 20 pianisti della classe devono trovarsi in classe. Questo non può esistere, non è come una scuola normale. Quindi la classe musica da camera raccoglie e unisce insieme i più diversi strumenti delle più diverse scuole.
arrivato a Trieste nel 1952, uno dei primi problemi di cui mi sono occupato è stato proprio il Tartini, perché il Tartini è nato come un liceo musicale di Trieste, non era riconosciuto, è una creatura triestina, è nata come una creatura triestina, ma è stato statizzato solo nel 1954. E di queste pratiche ci siamo interessati noi, che eravamo funzionari italiani del Ministero dell'Interno inseriti nel governo militare alleato in seguito agli accordi di Londra del 1952. La vita di Tartini per me è legata a due grossi problemi. Il primo era quello della convenzione, che è un problema già risolto. La convenzione fra lo Stato, il Comune e il Tartini per l'uso di questo palazzo che durerà per 99 anni e quindi l'istituzione ha già assicurata una lunga vita e tranquillità per quanto riguarda la sede. L'altro problema è la ristrutturazione dei locali, perché lei ha visto in che condizioni è questo palazzo. Il problema è molto complesso perché l'attività del Consorzio deve convivere con la esecuzione di questi lavori. Questi lavori sono stati divisi in 3 fasi in maniera da poter continuare ad assicurare l'attività del conservatorio, se no si doveva trovare tutto. Il Tartini va potenziato come scuola professionale di musica, cioè deve fornire dei professionisti della musica. Non è concepibile che il Teatro Verdi di Trieste, che oggi deve ricorrere all'opera di elementi estranei a Trieste e addirittura fuori Trieste, all'estero, deve andare a cercare i propri elementi. Quindi la prima funzione del Tartini è questo, l'obiettivo di creare dei veri e propri professionisti della musica. L'occasione di lanciare addirittura un appello, sia da compositore, da musicista, ma anche da direttore di conservatorio. Io continuo a ricevere, ahimè, testi nuovi di solfeggio. Io lancio questo appello, prego a livello nazionale, smettete di scrivere libri di solfeggio, ce n'è troppi e sono più ne vengono scritti e sempre peggio vengono scritti. Io posso dire a lei che sono convinto che i numerosi insegnanti di solfeggio che abbiamo in questo nostro conservatorio non solo fanno
le esercitazioni di cui parlava il collega Bilucaglia poco fa, ma fanno solfeggiare ovviamente anche la musica. Poi il discorso del solfeggio continua nella questione delle esercitazioni ritmiche, dell'intonazione all'interno delle classi di strumento, eccetera. Quindi è la musica. Purtroppo, e questo lo denuncio proprio fuori dai denti, si è creata una specie di accademia, dei libri di solfeggio, che le faccio un esempio, anche chiedo scusa se sarà più per gli addetti ai lavori che non per il grosso pubblico, in cui io lo sfoglio dal principio alla fine, non c'è un esercizio di solfeggio che cominci in levare. Cioè proprio la mancanza del rispetto dell'arsis e della tecnica. Sono tutti in battere e guardi caso la maggior parte in 4/4, che come sappiamo semmai corrisponde a un pensiero musicale già piuttosto nobile, mentre la musica, almeno quella strumentale, vabbè di derivazione vocale, è nata con danze eccetera. Tutti bei, proprio sembrano quelle cose da catasto. Quindi ripeto il mio appello, basta, non scrivete più libri di solfeggio.